Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Le bacchettate della Corte dei Conti per la Regione Calabria sul Fondo Sociale Europeo. La nostra Regione ha perso 41 milioni di euro, questi i dati forniti dalla magistratura contabile che appunto bacchetta la Regione. Pronta la replica del Presidente Oliverio, i particolari nel nostro servizio. La Corte dei Conti bacchetta la Regione Calabria evidenziando la difficoltà che definisce palese dell'ente supremo calabrese a sfruttare pienamente le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Il riferimento è alla pianificazione del rendiconto 2016. Nella relazione del consigliere Massimo Balestrieri si sottolinea la carenza di progettualità e incapacità a incrementare la spesa. Secondo i dati forniti dalla magistratura contabile sul Fondo Sociale Europeo, la Calabria ha perso 41 milioni 800 mila euro. Sono davvero tanti soldi. Il perché non siano stati utilizzati lo ha spiegato il procuratore regionale Rossella Scerbo. In pratica le disfunzioni sono state individuate dalla Commissione europea in una debolezza dei controlli. Per la procuratrice sono emerse molte istruttorie incentrate su comportamenti illeciti poste in essere dai beneficiari dei contributi, ma che entro certi limiti riflettono carenze di controlli a monte. Criticità anche per i finanziamenti del FESR che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione sul presupposto dell'inaffidabilità delle certificazioni di pagamento. Immediata la replica del governatore Mario Oliverio, che ha sostenuto di aver messo in campo correttivi che consentiranno un monitoraggio costante della spesa nella programmazione 2014-2020. Queste risorse, ha aggiunto Oliverio, devono essere utilizzate bene nei tempi giusti. La Giunta andrà avanti verso la legalità e la trasparenza. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!